Salvatore Bettiol, siamo al rush finale per la partenza della seconda edizione della Mezza di Treviso, insomma ormai tutto pronto. Sì, diciamo che ormai manca pochissimo, poco più di 2 settimane, siamo pronti e emozionati anche per questa seconda mezza maratona di Treviso e insomma, sicuramente andrà bene, sarà un bel giorno di festa, di sport. Percorso confermato rispetto a quello dell'anno scorso. Il percorso è confermato, partenza in zona Porti Santi 40, percorrendo il comune di Carbonera, il comune di Silea e la Restera l'ultima parte e poi entrando sempre nella parte di Treviso e sempre l'arrivo in Porta Santi 40. Fondamentale appunto anche per tutti i runner che poi devono fare il confronto con i tempi dell'anno precedente. Ma sicuramente poi un percorso vincente non si cambia mai, almeno che non ci siano delle problematiche che possono essere quelle che un comune magari ha dei lavori in qualche strada, allora bisogna fare qualche deviazione. Però io ci tengo proprio che il percorso sia sempre lo stesso ogni anno, anche se magari in futuro non sarà così, però intanto cerchiamo di mantenerlo. Al via ci saranno anche dei nomi prestigiosi dell'atletica presente e del recente passato. Abbiamo Daniele Meucci che è il campione europeo di maratona attuale e nonché abbiamo quel mitico Gelindo Bordin, campione olimpico di Seul che tutti quanti ricordano, quindi abbiamo la storia, il passato e il presente, meglio di così non si poteva avere. E poi soprattutto tanti appassionati, insomma il cuore di ogni manifestazione di questo tipo. Ma diciamo che la vera manifestazione è proprio di tutti questi 3.000-2.500 persone che vengono a correre, sono loro che rendono importante questa mezza maratona. I personaggi, i campioni servono, però io penso che siano, e è così, che sia il mondo dei runner che fa crescere le manifestazioni. Senta, per ora 21 chilometri, Treviso lo sappiamo, se ne è parlato molto, la maratona si è spostata, in molti guardano a Salvatore Bettiol per aggiungere altri 21 km, insomma riportare una maratona propriamente detta a Treviso. Anche l'assessore Michelan ha detto che state parlando e avete tanti progetti nel cassetto, insomma c'è questa eventualità? Ma intanto diciamo che noi dobbiamo concentrarci sulla mezza maratona. Io apprezzo tutto questo entusiasmo perché sia io a riportare una maratona, però io sono concentrato a questa mezza maratona e la 5 alle 5 che si farà di nuovo a giugno del prossimo anno. Forse me lo chiedono perché io ho corso 38 maratone e sono un maratoneta, forse solo per questo. Intanto Salvatore Bettiol sarà al via? Sicuramente sono al via, ma per quest'anno dovrò occuparmi assieme di tutto il mio staff e dell'organizzazione. È una bella corsa anche quella. Certo, senz'altro, è anche molto impegnativa, forse più della mezza maratona.